Buongiorno Paolo, Buongiorno a voi. siamo qui con Paolo Cannavaro in questa location dedicata all'addio di Marek Hamsik, ma partiamo un po' da te, napoletano, capitano del Napoli. Dietro di te c'è una maglia anche con un segno speciale, no? Sul petto, la coccarda della Coppa Italia. Cosa ti fa venire in mente questa maglia? Ma i ricordi sono tanti, sono tanti piacevoli e non vi nascondo che qualche mese fa, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, ho indossato una maglia e ho detto dai vado allo stadio a vedere la partita con la maglia del Napoli. Purtroppo non mi entrava, però indossare quella maglia per me è stato veramente un motivo di orgoglio. E io dico sempre, ogni volta che indossavo la maglia provavo la stessa emozione, quindi mi ritengo un fortunato del calcio che ha avuto la possibilità di giocare per la squadra per cui ha sempre tifato da bambino. Mi ricollego a questo tuo link perché quella sera noi tra l'altro ti abbiamo proprio ripreso mentre arrivavi allo stadio e c'era fuori la curva B c'era un delirio e tu sei riuscito a passare a Sì, sono piedi. riuscito a passare Raccontaci quelle emozioni. perché poi alcuni ragazzi mi hanno riconosciuto, io provavo a camuffarmi perché veramente la gente era tanta e c'è stato un momento dove non si passava più. Fortunatamente mi hanno riconosciuto, è partito anche il coro, gli steward incuriositi, ho detto cosa succede e mi sono salvato. Quindi mi sono goduto i cori, mi sono anche divertito perché poi sono uno che a queste cose qui prende parte facilmente perché l'affetto dei tifosi non va mai frenato, fermato, tamponato, ma anzi va sempre accentuato. E quindi mi sono fatto anche coinvolgere un po' dal tifo e poi fortunatamente gli steward mi hanno salvato nel senso della parola. Quella sera di Napoli-Cagliari è stato alzato al cielo di Maradona l'ennesimo, per fortuna, trofeo della storia del Napoli, ma com'è stato alzare al cielo il primo trofeo dell'era DL? Quindi raccontaci quella sera. È stata un'emozione forte, sicuramente non paragonabile a quella dello scudetto perché sarebbe assurdo pensare che possa avere lo stesso valore. Però in quel momento lì aveva un valore forte, enorme, perché comunque il Napoli veniva da troppi anni di delusioni, quindi è stato un crescendo dall'era De Laurentiis fino ad oggi e con la promozione, i primi anni in Serie A che eravamo comunque una squadra sempre sorpresa, fino a poi vincere quel trofeo che tutti sappiamo che poi l'appetito viene mangiando e la società è stata anche brava in questo a poi poter costruire sempre squadre sempre più forti che potessero arrivare anche a vincere lo scudetto. In quel caso lì noi ce la siamo stragoduta, la città allo stesso modo nostro perché comunque era la partita contro la Juve, una finale di Coppa, erano 22 anni se non sbaglio, il Napoli non vinceva un trofeo, era il primo dell'era De Laurentiis, quindi significava che qualcosa stava cambiando. Ecco, invece qualche mese dopo poi, diciamo, ci fu una serata un po' diversa, fra delusione, rabbia e altro, direi. Quindi ci racconti un po' la serata di Pechino e cosa successe poi dopo la partita, quando ADL di fatto vi chiese di non partecipare alla premiazione. Sì, vabbè, la partita purtroppo, il risultato sul campo ha detto che la Juve diciamo, era campione di Supercoppa, delusione tantissima, però ci fu un momento dove purtroppo io dico sempre che i protagonisti in campo devono essere i giocatori, mai chi è al di fuori dei 22 giocatori che indossano la maglia da gara. E in quell'occasione lì purtroppo la terna arbitrale decise di fare un po' più il protagonista rispetto a quello che doveva essere, perché comunque il buon Pandev non aveva detto chissà che, bisogna In capire sempre che Macedone. In in Macedone. Macedone, tra l'altro, ma ci sono tensioni, pressioni, quindi gli arbitri bravi sono quelli che anche a volte, non dico fanno finta di non sentire, ma capiscono il momento. Lì purtroppo la partita è stata condizionata, non è un alibi, brava la Juve comunque che ha vinto, purtroppo però preso dall'ira e dalla rabbia il presidente disse basta, oggi non ci presentiamo alla consegna delle medaglie. Gesto forte, gesto che voleva far capire proprio quello che dicevo prima, ma non contro il sistema calcio, contro chissà che, ma contro una partita che era stata comunque condizionata e un po' rovinata. Qualche aneddoto su quel viaggio in Asia, che tra l'altro voi vi allenaste lì per 3-4 giorni, qualche cosa divertente che presumo sia accaduta fra il Pocio, Gargano, tutti No, quanti. no, ma noi eravamo un gruppo forte, sano, quindi ogni occasione era buona per stare insieme, per divertirci, al di là di quello che poi era la serietà dell'evento, che comunque
era obbligatorio essere concentrati e seri. Però ci siamo sempre goduti i viaggi, le trasferte, il tempo libero perché spesso passavamo insieme, le feste dei nostri cari, che siano figli o parenti, ci ritrovavamo sempre tutti lì. Quindi al di là della Cina era proprio un gruppo che sapeva stare bene insieme. E invece andando un po' più, diciamo, nel profondo del tuo essere, quanto è difficile per un napoletano giocare nel Napoli e tra l'altro nel 2009 arrivasti anche a scrivere una lettera dopo, ai tifosi dopo un 1-2 contro il Torino, quindi raccontaci un po' le È tue emozioni. difficile da un punto di vista, perché noi sappiamo un po' che la cultura napoletana è quella di chiedere sempre di più ai figli della città. Purtroppo nel calcio però ci sono troppi alti e bassi da parte a livello di umore parlando, di umori parlando, nei confronti dei giocatori. Sembra quasi come se quando le cose vanno male è colpa solo dei napoletani. Questa è una cosa che purtroppo la storia ci insegna, l'abbiamo vissuto anche nella storia recente con il buon Pasquale Mazzocchi. Sarà una cosa che purtroppo non si riuscirà a eliminare, ma non è una questione di, secondo me, prevenuta. È una questione che il troppo affetto che i napoletani hanno nei confronti della squadra, che quando vedono che un figlio della città è nel campo o nella rosa, come se gli si chiedesse veramente l'immenso. Purtroppo l'immenso non sempre puoi darlo, puoi dare tutto te stesso e qualche volta basta, qualche volta no. Io nel mio caso lì specifico fu un gesto forte perché io so quello che ho passato, so quello che ho dato, so quello che potevo dare e la vedevo una punizione troppo grande nei confronti di un giocatore dopo che un girone di ritorno è stato disastroso per tutta la squadra. Venivo da una convocazione nazionale 6 mesi prima, la squadra al girone d'andata praticamente volava. Purtroppo quando fai l'Intertoto sai che ci sono delle preparazioni atletiche mirate per partire bene, avevamo pagato un po' il prezzo di questo e quella gara c'era troppo accanimento nei miei confronti e decisi di fare un gesto forte che probabilmente rifarei senza problemi e che però ha dato un segnale anche a chi era al di fuori del campo. Dopo un paio di mesi mi venne chiesto se avevo voglia di lasciare la squadra perché dopo il gesto che avevo fatto, magari sai, la cosa più scontata da fare era quella di dire basta, andiamo via, cambiamo aria. Io dissi io da qui non mi muovo perché io ho scelto Napoli perché è casa mia e non voglio essere ricordato un domani per quello che non sono, quindi ho voglia di rimanere e un domani essere ricordato per quello che poi sono oggi realmente, quindi questa è una cosa che per me non ha prezzo al di là dei trofei, di quello che uno può vincere con la maglia del Napoli. Però questa esigenza da parte dei tifosi nei confronti dei giocatori a me ha dato sempre una grossa carica, una grossa motivazione. Qualche volta le cose vanno bene, qualche volta va male, ma l'importante è dare tutto. Se posso chiederti chi è che ti chiese questa fatidica Gli addetti ai domanda? lavori, lo sai, no? A volte si parla di mercato. Io ero uno di quelli che quando finiva il campionato dicevo sempre non mi chiamate perché non mi muovo da Napoli, quindi qualche volta qualcosa è arrivato, declinavo sempre, ma perché sapevo di stare in un posto dove mi sentivo me stesso, dove sapevo che potevo dare qualcosa dentro, fuori dal campo. Poi le dinamiche del calcio cambiano purtroppo spesso velocemente e dopo un po' è finita la storia, ma sono contentissimo di come è andata la mia avventura. E a proposito di napoletani, invece, che ne pensi di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne? Se l'hai sentito in generale, No, non l'ho sentito, non l'ho sentito, e di un possibile ma ritorno? fosse per me tutti i figli di Napoli dovrebbero stare nel Napoli. Lo sappiamo che è una cosa che purtroppo diventa difficile perché Napoli oggi è anche abbastanza internazionale, un po' come tutta la Serie A, tra l'altro. E quindi qualche anno fa c'era una nazionale di giocatori che potenzialmente Sì. napoletani potevano comporre sia formazione che panchina. Oggi probabilmente ce ne sono un po' meno, però Lorenzo è uno di quelli che potenzialmente potrebbe stare ovunque, soprattutto in una squadra come il Napoli. Visto che stiamo andando nel profondo, te lo chiedo, ma hai mai pensato di dire però basta? C'è stato un momento anche solo per un attimo, dopo una partita, dopo di dire basta, ok, me ne vado. Hai appena detto che invece ogni offerta tu l'hai sempre Non declinata, ho però mai nel tuo detto intimo... mai, non ho mai detto un solo giorno basta. Ok, C'è stato un momento dove ho dovuto dire basta, ma perché
vedevo che si stava un po' soffocando la mia voglia di continuare a fare calcio, che è stato il momento in cui sono andato via. E le cose non andavano per me dal punto di vista anche di numeri nel verso giusto. C'era un allenatore che comunque aveva un obiettivo che era quello di rivoluzionare un po' la squadra che era stata quella di Mazzarri per poter poi fare cose nuove e rinfrescare un po' l'ambiente. Io sono stato uno dei tanti che ha dovuto cambiare squadra. Quello è stato il momento che ci siamo detti basta, ma come in un matrimonio quando finisce non è solo uno, significa che le cose non vanno bene purtroppo per entrambi, ma senza rancore, senza malumori siamo separati e dico anche grazie di aver avuto anche la possibilità di andare in un posto come Sassuolo che mi ha poi permesso di continuare a giocare per altri 4-5 anni in maniera poi decente, togliendomi anche qualche soddisfazione con un club, diciamo piccolo dal punto di vista di numeri come il Sassuolo. Esatto, ad alti livelli. Comunque proprio col Sassuolo poi hai affrontato da avversario Marek, Hamsik, Mertens, Cagliaron. Com'è stato affrontare quel Napoli di Sarri poi anche negli anni successivi che era mostruoso a livello di gioco? Io lo dico sempre, la qualità del gioco che aveva quella squadra, al di là delle idee dell'allenatore, ma degli interpreti, era una cosa incredibile. Soprattutto mi ricordo la catena di sinistra che tra Gulam, Hamsik, Insigne che veniva dentro, era veramente complicato affrontarli. Però purtroppo, da tifosico purtroppo qualche risultato anche favorevole l'abbiamo ottenuto negli anni, ma era veramente difficile giocare contro quel Napoli lì. Ma io credo che sono tanti anni che è difficile giocare contro il Napoli, che poi se arrivi primo, che se arrivo secondo, qualche volta quarto, quinto, le dinamiche di un'annata sono talmente tante che non ti fanno pensare che una squadra è forte o meno forte. Il Napoli ha avuto sempre squadre forti. Sì, vero. E invece, dopo poi la parentesi di Sassuolo, passando dal campo alla panchina, com'è cambiata la tua visione del calcio e anche come lo vivi poi quotidianamente? È cambiata totalmente. Oggi anche tante cose le capisco Mm. dopo anni, Che prima magari... perché quando sei calciatore vai al campo, ti fai le 2 o 3 ore che ti è richiesto di fare, vai a casa ed è finito il gioco. L'allenatore invece si sveglia dopo che ha dormito quel poco che gli serve giusto per recuperare e deve pensare a 360 gradi a quella che è la squadra e chi gli sta intorno. Sono due cose totalmente diverse. Mondo affascinante, mondo sempre più difficile, mondo che comunque ti dice che la strada da percorrere è lunga e devi avere la fortuna di avere al tuo fianco collaboratori che ti alleggeriscono nel percorso del viaggio. L'allenatore Paolo Cannavaro a chi si è ispirato, a chi si ispira di più come i tuoi colleghi, appunto, allenatori? Allora, c'è sempre un qualcosa che ti accende la scintilla dentro per far sì che poi decidi di fare Mestiere. questo mestiere, questo ruolo. Io ho avuto la fortuna di essere stato allenato da tanti allenatori bravi, qualcuno meno bravo, che ti insegna anche tanto perché non ti insegnano solo quelli bravi le cose, però quello che mi ha fatto scattare una scintilla vera e propria è stato Eusebio Di Francesco, che ho avuto nel mio finale di carriera e ho avuto modo di apprezzare anche con un'età probabilmente che mi ha Mm. fatto assaporare un po' di più quello che è il calcio a 360 gradi, perché poi quando stai per avvicinarti all'età che devi smettere ti godi ancora di più quello che è il percorso e mi ha fatto scattare questa scintilla. Dopo non credo che un allenatore debba avere l'ispirazione di altri allenatori perché il calcio cambia talmente velocemente che se io ti dico che sono un estimatore di Ancelotti, per esempio, che io stimo da tanti punti di vista, Ancelotti stesso si sta un po' adeguando al calcio che sta cambiando e quindi devi saper prendere il meglio da quelli che hai avuto come allenatori e da quelli che invece sono al di fuori e anche io quando ascolto qualche intervista, se sento un qualcosa che mi sento mia, come se l'avessi detta io, non ti nascondo che la prendo, l'assorbo, me la scrivo perché mi piace scrivere tutto quello che mi passa sotto mano che credo sia interessante e poi dopo devi seguire la tua strada in maniera consapevole sapendo che questo sport cambia giorno dopo giorno e non è più il calcio di qualche anno fa. Quindi appunti sull'iPad, su a mano Sono o ancora carta e penna, non si carta e può mai penna. sapere, si perde backup.
No, sono ancora legato al quaderno, alla penna e poi logicamente ho un database sulle dispositivi elettronici che oggi comunque non si può fare a meno di ciò, però non lo so, quella carta e quella penna col campo disegnato ti lascia un qualcosa di diverso. A questo punto ti proponiamo di fare un libro, magari, dato che ti piace anche scrivere. Hai mai Un domani, pensato? per fare un libro ci vuole un po' Però di magari in curriculum, un futuro. domani vediamo, Eh. magari E che sia di buon auspicio. invece l'allenatore Cannavaro vede il Napoli di Antonio Conte, vede Conte come allenatore, cosa pensa? Penso che sia stata un'annata molto lunga e difficile, come lo è sempre, ma con delle difficoltà un po' diverse quest'anno. E io credo che grandi meriti vadano al mister nel vero senso della parola, che ha saputo gestire non tanto la squadra, ma quello che erano umori, momenti, momenti esaltanti degli avversari, momenti invece meno esaltanti degli avversari, che ha saputo poi alimentare la squadra del Napoli. Gli up and down Proba- di cui parlavi sì, proprio. oggi pensare che prende un allenatore, è bravo, gioca bene la squadra, tutto a posto, tutti vogliono far giocare bene la squadra. Dov'è che si vincono i campionati? La partita che non meriti, perché ci sono anche gli avversari, non è che giochi bene solo tu, giocano bene anche gli altri. La partita quindi che non meriti e la vinci, la partita che non si sblocca e grazie a una giocata individuale riesci a portarla a casa, la partita che soffri fino al 90esimo e riesci a strappare un pareggio, sembra sempre che è una tragedia, invece sono quei punti che messi lì è come un salvadanaio. Tu è vero, vorresti fare sempre un salvadanaio con le monete da 2 euro, poi ogni tanto gli butti 50 centesimi, il 20. Quando vai a aprire un salvadanaio ti rendi conto che la cifra è quella che è. E quello è un po' la sensazione che abbiamo avuto quest'anno, ho avuto personalmente quest'anno da, diciamo, da addetto ai lavori e credo che sia stato poi giusto anche gioire in quel modo lì che il mister si è goduto poi la festa a 360 gradi. Hai avuto modo di parlargli No, no, so che l'ha incontrato mio fratello, a Piazza dei sì, qualche giorno prima della gara, Martiri? ma ormai fate parlare talmente tanto gli allenatori che sembra che li vedi tutti i giorni, perché Pensa quest'anno poi con la Champions, quindi parleranno ogni 3 giorni. parla un giorno sì, un Sì, giorno no, esatto. neanche tutti i giorni, perché poi tra Praticamente. pre-gara, post-gara, no, però ripeto, veramente grandi meriti vanno anche al mister, come alla squadra, come alla società e come poco si sente dire anche ai tifosi, perché io credo che per chi è stato come me tifoso, calciatore ed oggi è oltre addetto ai lavori ancora tifoso, si sta maturando tanto. Il tifo oggi è più maturo, sa che neanche nei momenti di difficoltà il sostegno c'è sempre stato, però è meno disfattista rispetto al passato. Ovvio. Quindi culturalmente, calcisticamente parlando, ci stiamo anche dando una grossa mano tra di noi. Invece hai parlato di difficoltà di questa stagione, diverse rispetto alle difficoltà di 2 stagioni fa, l'anno in cui è successo di tutto, Garzia, Mazzari, Calzona, ma nel finale di stagione c'è stata davvero l'opportunità per te e tuo fratello di allenare il Napoli, vi vedemmo anche in tribuna al fianco di De Laurentiis la partita precedente, poi dell'arrivo di Calzona, No, raccontaci no, quei allora giorni. quella partita eravamo allo stadio perché spesso andavamo allo stadio. Anzi, è anche giusto secondo me dirlo che quella partita non c'era nessuno intorno al presidente, Solo tu e Fabio. c'eravamo in pochi e questo è sempre giusto ricordarlo, che poi quando le cose vanno bene è facile Mm. a riempire a tribuna il campo, quando le cose invece vanno male è il momento lì che ci vuole coesione e anche sostegno per ambiente, società e via dicendo. Quella fu una partita che noi spesso andavamo allo stadio, solo che visto che c'era un vuoto il presidente si girò e disse ragazzi cosa fate? Venite vicino a me a vedere la partita. Fu solo quello. Poi che la speranza è quella di allenare un domani il Napoli, la famiglia Cannavaro nei confronti del Napoli e di Napoli è sempre super disponibile, anzi lo abbiamo sempre fatto e lo faremo sempre con grande amore qualora dovesse capitare, però in quel momento non era nulla, era semplicemente una partita vista vicino al presidente. Poi so che comunque tra le varie idee per cambiare allenatore c'è stata comunque l'idea Cannavaro, però poi non Non è si è andata in fatto. porto.
E invece, cambiando argomento, che capitano è stato Marek vedendolo da fuori? Vedendolo da fuori, allora diciamo che già da calciatore Marek non è, quando c'ero io, logicamente il capitano ero io, non era lui, però Marek è sempre stato un leader silenzioso, è uno che ti trascinava già col suo modo di fare e questo l'ha portato avanti anche quando ha indossato quella fascia che l'ha fatto sempre con tanto onore perché Marek comunque è diventato napoletano a tutti gli effetti. Marek si sente figlio di questa città e anzi mi è capitato di fare un post su Instagram proprio quando lui ha deciso di smettere che dicevo il tuo nome rimbomberà nei vicoli dei nostri quartieri in eterno perché Marek sarà un giocatore immortale da questo punto di vista. Ed è stato sempre esemplare, mi è sempre piaciuto, sempre pulito. Quando è stato il momento di metterci la faccia l'ha fatto e credo che quello debba fare un capitano oggi, oltre che gestire i compagni di squadra. Quindi un gesto che ti ha fatto capire che meritasse la fascia è tipo appunto quando ci ha messo la faccia in qualche occasione Sì, particolare. perché sono quelli i momenti che capisci che il capitano deve essere lì. Troppo facile comparire quando le cose vanno bene. Anche io nel mio passato spesso scherzavo col buon Guido Baldari, dicevo qualche volta che vinciamo mi fai fare qualche intervista o pensi che la devo fare solo quando perdiamo? Però era un modo anche per assumersi delle responsabilità e far vedere che comunque ai compagni tranquilli siamo noi, la faccia la mette uno, ma come se fossimo tutti insieme. Ci avviamo verso la conclusione di questa splendida intervista, però ti chiedo, secondo te, perché la tua squadra del tuo Napoli, a distanza ormai di un decennio, viene comunque sempre ricordata con la pelle d'oca dai tifosi, con i brividi, quasi più di quella che ha vinto gli scudetti in questi 2 anni? E stamattina ho visto un video di Eddie, mi è uscito di Cavani, e quel Napoli lì era il Napoli del 90esimo. Dice di Mazzarri che si toglie la giacca, di una banda di bravi ragazzi, ma figli in drocchio, come si suol dire, che in campo te la facevano sudare. Il motto nostro era molto vicino al Yamma da Mazzate prima a Buscà, che è la storica Squisito. canzone che tutti conosciamo, e quel gruppo lì era così. Erano tutti giocatori presi da squadre normali, eravamo tutti bravi giocatori, poi diventati anche un po' grandi grazie alle annate, alle cavalcate che abbiamo fatto con la maglia azzurra. E forse il tifoso napoletano in questo si avvicinava molto, noi reincarnavamo molto quello che era il tifo napoletano, secondo me, la voglia di non mollare mai, fino al triplice fischio, di non avere paura di nessuno, perché comunque la nostra prima Champions abbiamo affrontato dei colossi internazionali. Sì, noi eravamo il Napoli, ma quel Napoli lì non c'era più, era un Napoli nuovo, era un Napoli giovane, era storico sì, ma era una società fresca. Quindi noi siamo andati a giocare in Champions che nessuno di noi aveva mai visto la Champions League. Qualcuno l'Europa League, ma la Champions non l'avevamo mai vista. Eppure siamo andati lì io dicevo sempre, petto alto, testa in fuori e gamba tesa. E questo è stato un po' il nostro motto e credo che questo oggi i napoletani si ricordino ancora questo. E la cosa bella è che dopo la vittoria dello scudetto arrivano i messaggi, ma un po' a tutti, che poi quando ci parliamo viene fuori, avremmo voluto vedere anche voi con una vittoria del genere. Probabilmente c'è stato un anno in cui ci siamo avvicinati e purtroppo non è andata, però l'importante non è chi li vince, ma è vincerli. Quindi per la storia del Napoli, al di là di tutto, è bello aver fatto parte di questo percorso di crescita e oggi prendiamo un po' tutti i frutti di quello che è stato il percorso. Avete una chat WhatsApp nel Napoli di Mazzarri o No, 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 solo è solo privati? ci vediamo spesso tra di noi, ci sentiamo spesso in maniera individuale, c'è Singolarmente. sempre veramente grande affetto tra di noi. Le ultime, a proposito di quello all'ultimo secondo, cosa ha significato per te quella rovesciata contro la Juve in Coppa Italia? Ma quello è il sogno da bambino che si realizza. Io, calcisticamente parlando, nasco nel quartiere La Loggetta in strada. Io giocavo in strada come tanti bambini all'epoca e noi nell'area del campetto popolare, come lo chiamiamo sempre noi a Napoli, che affaccia praticamente sul Maradona, che all'epoca era il San Paolo.
quando giocavamo alla tedesca e se facevo gol in rovesciata, io dicevo un domani il mio sogno è farlo lì. E sembra assurdo, poi quando capita la mia faccia la dice lunga, dice, ma che oggi combinata. È stato, sì, mani tra i capelli quando ce le avevo, è stato, è stato emozionante, è stato bello l'abbraccio, il boato, il campo che tremava nel vero senso della parola e poi un gesto tecnico che adoravo perché poi da bambino in spiaggia al mare col vecchio Super Santos è una cosa che provavo sempre. Infatti tanti amici di infanzia mi dicono: "Oh, ti ricordi quando tutti i giorni?" E ha portato anche i suoi frutti nel calcio che conta. E invece da quella serata adesso al presente, cosa significa per te che hai messo le basi di questo Napoli, vedere gente come Kevin De Bruyne, McTominay, Lukaku arrivare in azzurro? Ti aspettavi una crescita così rapida ed esponenziale? Me l'aspettavo perché l'ambizione del presidente è stata sempre quello di creare un Napoli competitivo negli anni e vincente. Non sono per le cose tutto e subito, io anche culturalmente, e questo percorso di crescita credo sia stato fatto nel miglior modo possibile. Ogni step è stato fatto in maniera giusta, senza dover cambiare le idee del club in base ai momenti e oggi ci godiamo anche un po' i frutti, perché magari qualcuno pensa che il Napoli già all'epoca di Spalletti aveva fatto qualche passo indietro, no? Come rosa, ma non era vero. La rosa è Anzi, sempre stata sempre molto competitiva da parte del Napoli. Ad oggi si aggiungono tasselli importanti perché acquistare giocatori, ma già da Benitez in poi che arrivavano dal Real Madrid, dal PSV Eindhoven, adesso li prendi dallo United, li prendi dal City, questo ti fa capire che oltre che Napoli sta crescendo tanto, secondo me anche al di fuori del campo, oltre quello che i risultati del campo, ti fa capire che anche la società è molto più ambiziosa rispetto a prima e quindi sa che oggi il rifiuto non lo riceve perché qualche anno fa giocatori che tra Napoli e una squadra normale di Serie A andavano in una squadra normale di Serie A o addirittura in qualche squadra di Serie B. Ad oggi Napoli è in cima alla lista di desideri di tanti giocatori. e a pro- Merito di tutti, non solo del presidente, della società, della città, del tifo, merito di tutti, proprio quello che dicevo prima, anche della maturità che il tifo sta acquisendo piano piano. a proposito del presidente, chi è per te De Laurentiis? De Laurentiis è stato l'uomo giusto, secondo me, al momento giusto per la piazza di Napoli. Che rapporto Un hai con lui? visionario, un rapporto, ci sentiamo ogni tanto quando capita, messaggini quando Vari? posso, glieli mando sempre, soprattutto per i complimenti. Quando ci vediamo è un rapporto normale, sano, al di là che adesso non faccio più parte del mondo Napoli, ma il presidente è sempre legato ad alcuni giocatori che hanno indossato questa maglia. L'ultima, Kim, Buongiorno o Koulibaly, chi ti piace di più proprio da difensore? E Ma tutte e chi, tre non si possono mettere insieme? magari sì, che difesa hai? Dei mostri? Chi ti anche magari ti rappresenti di più? Chi è più Ma secondo me completo? quello che abbiamo visto un po' anche evolversi e la parte finale soprattutto credo che Culi. Koulibaly sia stato quello più completo. Kim è stata una sorpresa per alcuni, per me no perché lo avevo già visto in Cina, anche se il livello era sicuramente diverso, ma quando un giocatore è forte lo vedi subito. Però credo che il nostro futuro sia Buongiorno, che è un difensore che in questo momento credo che sia tra i migliori che abbiamo in Italia e mi auguro solo che possa sistemare un po' quei piccoli acciacchi che lui ha avuto quest'anno per far sì che possa essere un punto fermo nella formazione azzurra. Paolo, grazie per questa Grazie a lunghissima voi. chiacchierata e ovviamente restiamo sintonizzati su Calcio Napoli 24 anche con te per tutte le interviste. Grazie Paolo. Grazie a voi.